Signori, bentornati in un nuovo episodio di Mafia, un gioco incredibilissimo, dove nello scorso episodio abbiamo fatto un sacco di robe, si entra nel vivo dell'azione, abbiamo conosciuto Sara che è una gnocca e che vorrei trombarmi, sia proprio con Tommy, se esistesse anche nella realtà con Sly Capo. Vi chiedo di raggiungere per questo video i 6 like, dato che nello scorso episodio i 5 li abbiamo raggiunti. E niente, poi rispondo un pochino alle domande del tipo quando usciranno i video di Fallout 76 e Ark, che me lo chiedete tanto nei commenti. Allora, Fallout 76 è una serie che continueremo dopo, perché attualmente mi sono intrippato su Ark, ma continuerà. Riguardo ad Ark, continuerà appena finisco Palworld. Io cercherò di tryhardare sul Palworld, così ci facciamo i boss, quelli che mancano, finiamo il gioco e ciao. Anche perché nel prossimo episodio di Palworld vi dirò un pochino cosa ne penso di questo gioco. È un gioco che un pochino mi sta deludendo, vi spiegherò perché però nel video di Palworld. Oggi siamo su Mafia, quindi continuiamo da dove ci eravamo salutati. Il santo e il peccatore, 1932. Ho una scala. Non posso più andare avanti così. È stata fortuna. Ti darò la possibilità di rifarti. Una partita, capo? Dobbiamo parlare d'affari, Poli. Siamo nella merda. Viene dall'ufficio del medico legale di un collaboratore. Il suo nome era Ghillotti. Lo riconoscete? Certo, è uno dei teppisti che abbiamo cacciato. Sapete perché ha un proiettile in testa? Sì, ci dava problemi. La polizia dovrebbe ringraziarci. Era uno stupratore. Sì, ma lui era anche il figlio di un noto assessore. Per gettare un politico tra le braccia di Morello, la cosa migliore è toccargli i parenti. Cristo. Anche ancora il peggio. C'erano altri tra le lamiere. Sì, ma quello lì era già morto. Cos'era? Forse il nipote del presidente? 2 colpi in testa, Poli. Se devi fare un lavoro, fallo bene. È vivo. Sì, l'hanno ricoverato al St. Mary. No. Ce l'ha fatta. Pensate possa identificarvi? Non lo so. Può darsi. Ok. Sentite. Prenderemo 2 piccioni con una fava. Il funerale di Ghillotti si tiene a St. Michael. Sam, tu devi andare. Mettete in fondo e individua il bastardo. E come lo riconosco? È appena sopravvissuto a un incidente d'auto. Il suo braccio è rotto, lo ingesseranno. Sam ha bisogno di un diversivo per rimediare ai vostri cazzo di casini. Mandi tu a inzuppare il biscotto? Un bordello? Un posto raffinato in fondo alla strada di St. Michael. Il Don ha investito parecchio denaro in questa attività. Anche io e Sim. Indipendentemente da ciò, il proprietario ha deciso di fare affari con Morello, scaricando noi. Vuole che gli faccia ricordare l'impegno preso. Esatto. Poi fai saltare tutto in aria. Che cosa? Morello vuole portare via un nostro business. Rimarrà a bocca asciutta. Oh, business. Ascolta, Tom, non possiamo mandare Polly e Sam. Le signorine li conoscono. Non riuscirebbero nemmeno a entrare. Ma tu sei quello ideale. Va bene. Che faccio col direttore? Occupati di lui appena lo trovi. Se le puttane ti vedono, sarà un piccolo avviso. Tolto di mezzo lui, vai nel suo ufficio all'ultimo piano. Prendi tutti i documenti e i soldi che trovi e piazzi gli esplosivi. Vincenzo ti darà tutto quello che è necessario. Credete che l'esplosione sia un buon diversivo? Sì, ma usa la testa. Spara solo se sei certo di non farti beccare. Tommy, c'è un'ultima cosa. Una delle ragazze passa a Morello le informazioni sulle nostre operazioni. Prima di fare saltare tutto, dovrai sbarazzarti anche di lei. Vuoi che Tommy uccida una donna? Andiamo, Frank. È una coincidenza sfortunata per Tom, ma dobbiamo proteggere la famiglia. Si chiama Michelle. Di solito lavora in una delle stanze di sopra. La sua foto è nel fascicolo. I vostri compiti sono chiari? Mamma mia. Sì. Tom, Ma certo, capo. datevi da fare. Mamma mia, raga. Mamma mia. Andiamo. Mamma mia, che bello. Che bello. Andiamo avanti. Vai da Vinny, ti aspetto qui. Hai bisogno di qualche ferro? Andiamo da Vino, ogni volta che vende serve qualche ferro.
Bellissimo, andiamo. Mamma mia, raga, la situazione si fa sempre più bella comunque, Ho E- saputo che hai bisogno di qualcosa di esplosivo. Già pronta? Dammi la dinamite, dammi un po' di kerosene se ne hai. Non è che è il top fumare, buttare la Braccia le cenere. ragazze da parte dello zio Vinny, eh? Non oggi, Vinny. Dobbiamo freddare, Vinny, non posso abbracciarla, dobbiamo freddare gente qua. Allora, io sto andando, raga, molto diretto per la storia principale. Potrei, volendo, andare in giro, forse anche no, o forse dopo, non lo so come funziona esattamente. Cioè, è un open world, nel senso, sono libero di fare il cazzo che voglio, però non so se sono io che sto seguendo a manetta la storia, quindi non posso farmi un po' i cazzi miei, esplorare un po' la città, o non so. Fatto sta che io me ne sto fottendo perché la storia mi piace talmente tanto Aspetta che un non mi secondo. dispiace. Prima devo dirti una cosa. È per la ragazza. Michelle, Sì, non devi per forza farla fuori. Fai solo in modo che sparisca. la conosci? Sì. Ci sono stato qualche volta. È una brava Minchia. ragazza, Tom. Forse non proprio sveglia. Non merita di essere ammazzata perché le piace ascoltare le mie chiacchiere. Lascerebbe la città. No. Una volta capito qual è l'alternativa? Sì, direi di sì. Prendi un centone. Faglielo avere. Così può andarsene lontano. Ok, Sam. Vedrò che posso fare. Non chiedo altro. Andiamo. Quindi praticamente Sam... Aspetta la radio. Quindi praticamente Sam, raga, si vede con questa ragazza e molto probabilmente le informazioni che questa Michelle sa gliele dice Sam stesso. Quindi a parte che Sam è in pieno torto comunque nei confronti della famiglia, in più noi non so quanto rischiamo per fare questa cosa, perché comunque Don Salieri ci ha dato un ordine, ha detto di freddarla. Quindi è un po' a nostro rischio, noi dovremmo ucciderla, non lasciarla andare. Stiamo facendo un favore al Sam, ma disubbidiamo agli ordini di Salieri. È quella dell'autodromo, giusto? Tom, non ho altro da aggiungere su questa faccenda. Basta. Ti ho detto quello che dovevo dirti e tu mi hai ascoltato. Non ne parliamo. Ok. Ne bade! Quando entri in albergo mantieni la calma. Trova il bersaglio e non attirare l'attenzione. Il direttore si crede intoccabile, perciò dovresti poterlo raggiungere facilmente. C'è altro che dovrei sapere? No, ma non metterci troppo tempo. Il Lotti è molto giovane e non ci sarà molto da dire su di lui. Quando sentirò la bomba farò la mia mossa. Chiaro? Interessante, interessante. Ragazzuoli, come ogni episodio, un attimo, devo fermarmi. Perdonatemi, eh. Un attimo, Sam, aspetta. Arrivo. Dovevo farlo. Mi guardava male. E cacumanno io. Che stavo dicendo? Ah già, che fregatura però. Tu che hai fatto casino te ne vai al bordello, mentre io devo risolvere i tuoi problemi a un funerale. Cazzo, ti sembra giusto? Mi sembra un lavoro. Che professionista. Stavolta cerca di completarlo il lavoro, eh? Vabbè, mamma mia, che cazzo. Ho un cuore È nobile. un bel po' che non metto piede in chiesa. Spero che cantino ancora le stesse canzoni. Io non entro in chiesa, se no piglio fuoco di quanto Lo bestemmio. facevano. Gli stessi inni da quando ero piccolo. Beh, non mi sembri un tipo religioso. Solo per i funerali, Tom. Nient'altro. Sembra che tutti vogliano solo puntare le armi contro la famiglia e sparare. A un certo punto c'erano così tanti funerali che ho smesso di andarci. C'è la Poi sono pula. anche noiosi. È un peccato, visto che sembri sempre vestito per l'occasione. Bella battuta, Tom. Dovresti scrivertela. Grazie. Lo farò. Ma così, appigliatina a po' culo, bellissimo. I matrimoni, quelli sì che sono meno noiosi. Ci andrei volentieri. Ci stai lavorando? Sì, è possibile. Bene, perché con Poli ormai ci ho rinunciato. Non acchiapperebbe una donna neanche con la carta moschicida. Prima o poi ce la farà. Tom, se si è resa anche sua madre, puoi metterti il cuore in pace anche tu. Beh, minchia, pure sua madre, minchia meschino. Dai, Poli è un grande, non lo sparlare. Sì, signor, passi. Non passi più. Un pessimo Ah. modo per non dare nell'occhio. Ma futtatine, bro. No, c'era la polizia dietro. O forse lui chiama la polizia, non l'ho capito. tua fermata. Siamo arrivati. Ho le tue condoglianze alla famiglia. Buona fortuna. Anche a Ok. te. Ok, questa qui è la chiesa, quindi qui stanno facendo il funerale. Fammi vedere sta chiesa. Oh, vabbè, ma guarda quanto è bella, raga. Bene, bene. Buon uomo. Ma guarda quanto è sorridente, raga, mi fa quasi pena. Ah,
Dio mio, un sacco uno. Via, 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 via. Bene, a sto punto dobbiamo andare all'Hotel Corleone. Ma io non capisco, allora, questo gioco non è ambientato, cioè è una città, non so se è una città che non esiste, ma comunque non è ambientato in Italia, cioè questo è poco ma sicuro. Però quando si parla di fare cose a tema mafia, sempre la Sicilia viene presa, dai. Ah, ovviamente, raga, ne approfitto per rispondere pure al commento quando nel video precedente, mi pare, non so se nell'episodio 2 o 3, comunque avevo detto, minchia, mi sento a casa. Giustamente uno mi commenta, non mi ricordo se era Phoenix, commenta, ti senti a casa nella mafia? Vabbè, non in quel senso, intendo, va, mi sento a casa perché comunque è una Sicilia alternativa questa, dai. Comunque siamo arrivati, questo è l'Hotel Corleone. Ma guarda qui che bello. Dai, qui lo stato sono io. Dentro, ok? Guarda che qui lo stato sono io, hai capito? Sai dove posso trovare il direttore? Io sono solo il portiere. Ah, e dove cazzo è l'attaccante? Se le vede con gli occhi. Ma è lei Michelle? Vuoi compagnia, da bere o entrambe le cose? Una ragazza. E devo anche parlare col direttore. Per la prima cosa ci penso io. Vieni, scegli quella che ti piace e poi vai a conoscerla meglio di sopra. Non c'è fretta. Bevi qualcosa, rilassati e divertiti un po'. Grazie, grazie. Allora, dobbiamo trovare questa Michelle. Dove cazzo è questa Michelle? È lei? Proprio come piace a me. Mi sa che è lei? Perché non mi offri da bere? Perché non sei la ragazza che cerco. Conosci Michelle? Sono nuova, dolcezza, non so nulla. Dobbiamo cercare Michelle. solo parlare se non vuoi fare Vabbè, a cagare, ma siete tutti stessi. come te in un posto simile. Cerco una ragazza di nome Michelle. È occupata di sopra, ma ci sono io. No, grazie, anche no. Quindi è di sopra, è di sopra. Possiamo parlare un po' con tutti. Questo è il direttore. E la famiglia Morello sarà duratura e redditizia. Attenzione, raga, questo qui è tutto... Siamo in campo nemico qui da Morello. Ma posso fare Q? Ma con Q attacco io. Perché posso dargli un pugno a questo? Perdonami. Parliamo col direttore. Come Q? Lei è il direttore? Don Salieri le manda i suoi saluti. Oddio, ma no, aspetta, ho sbagliato. Ho sbagliato. No, no, non doveva essere così. Vabbè, però l'ho fatto, non doveva andare così, penso. Si leva dai coglioni. Attenzione, raga, il panico. Poi vabbè, ma con quanta mira. Mamma mia, raga, un fenomeno. Dammi le pillole. Ne arriva un altro. È lì? Perfetto, mamma mia, raga. Qui hanno pure il bel fucilozzo, raga. Trasporta corpo, no, raccogli tutto. Che ha questo col fucile. Loro hanno le revolver, quelle classiche. Questo era il direttore, quindi l'abbiamo freddato. Adesso sappiamo che Michelle è al piano di sopra. Dobbiamo soltanto trovare qual è il piano, da dove si sale, quindi le scale. Ma penso di vederle, sono mi sa nell'atrio. Dio, lo vedo. No, da qui non si può andare, devo per forza andare di qui. Ok. Ah, vaffanculo, guarda lì con quanto fascino. No. L'ho fatto? Mi sa di no. Ok. Ma qui non stanno chiamando la polizia ancora, raga. Mica succede una strage abbiamo fatto, è possibile. Un attimo, entriamo qui, raga, perché qui ci sono le... signorina, ma se ne vada dai... vabbè, ma è indistruttibile. Signorina, esca. Piano di sopra, dove cazzo è Michelle? Aia. C'è altra gente. Oh, qualcuno si è fatto male, mi sa. Fuori uno. Fuori due. Aia. Mamma mia, raga, con quanto stile, Tra l'altro uno di voi mi ha detto pure, raga, nei commenti: mica stai facendo un gioco tosto, hai scelto di fare a difficile un gioco tosto. Dai, allora ce la stiamo cavando. Si levi di coglioni, puttana. Mi dissocio, raga. Cazzo sono le altre stanze? Che c'è qua? Ma andiamo di pompa, mi sono rotto i coglioni, dai. Bellissimo, raga, bellissimo. È tutto bello su questo gioco, è tutto bello. Le porte sono aperte, raga, mi sa che devo salire. Ah no, qua ce n'è una chiusa. Chi c'è qui dentro? C'è nessuno. A sto punto devo andare ancora più sopra. Bello questo hotel. Ormai controllo tutto. Avanti! Che cazzo è Michelle?
Fammi prendere le pillole. Dove cazzo sono le pillole? Dammi le pillole. Che comunque, raga, riflettendo un po', immaginate in che cazzo di situazione si è cacciato il nostro Tommy che era un semplice tassista. Oddio. Ok, fermo. Oh, vabbè, con quanto stile, raga. Che arma è sta roba? Prendi lupare. Ah, è tipo una doppietta. Bella, mi piace, raga, mi piace la doppietta. Ah, ma ho cambiato la pistola per la doppietta. Ah, no, io la pistola la voglio. Ma questo che cazzo era? Era un gigolò. Cos'è? Un bigliettino, Corleone Hotel, Michelle, la camera confortevole, mobilio di lusso, accoglienza caloroso, compagnia indimenticabile, telefono. Trova Michelle nella stanza 208, è la sua stanza, infatti c'è scritto pure nel bigliettino. Quindi siamo a posto, sappiamo dov'è. Oh, guarda qui, gangster, troviamo pure i fumetti, ragazzi, sono tutti collezionabili, già che siamo qui li prendo. Dai, ormai dagli un colpo. Oddio, mancato. Sei tu, Michelle? Che ti importa? Un tizio di nome Sam è un tuo cliente. Può darsi, Sam è un nome comune. Tu lo conosci. È uno che lavora per Don Salieri. Può darsi che ogni tanto l'abbia sentito parlare dei nostri affari. Può darsi che Don Morello ti abbia offerto soldi per vuotare il sacco. No, Sam si fida di me. Io non racconto nulla. Lui Beh, lo sa. il Don ha perso un sacco di soldi per colpa di qualcuno che non riesce a tenere la bocca chiusa. Ho soltanto chiacchierato con alcune ragazze di Morello. Non volevo danneggiare nessuno. Digli che mi dispiace, di al Don che d'ora in poi non parlerò più. Lo so. Mi dispiace tanto. Hai paura, quindi? Bene. Non dimenticare questa sensazione di puro terrore. La paura di essere coscienti di essere a un passo dalla morte. Perché se farai vedere di nuovo il tuo bel faccino in città, ti ritroverai con 2 buchi in testa. Sono stato abbastanza chiaro. Sei fortunata che Sam ha un cuore d'oro. Ora vestiti e sparisci, questo posto esploderà. Grazie. Non tornare, saremo a posto. Signori, io ne avrei approfittato. 4 colpi belli, preparati, si potevano dare nel frattempo, raga. Gli esplosivi potevano aspettare. Dai, però, raga, abbiamo fatto questa scelta. Speriamo semplicemente che scappi. Oddio. Grazie che mi hai rotto il ah, mamma mia, con quanta precisione. Affacciati. Ah, ti ho preso la Mamma mia, ma basta, con quanto stile. Bene, in teoria possiamo andare. Dobbiamo semplicemente piazzare, penso, gli esplosivi. C'è ancora gente qua. No. Allora, piano piano li facciamo tutti. 1 2 e 3. Signori, un pro player. Poi il bello dei miei gameplay, che non sono dei gameplay normali, c'è pure un pro player all'azione su ogni gioco, raga. Abbiamo il nostro stile, il nostro fascino. Ma non è uno stile che ho solo io, raga. Ce l'avete anche voi che guardate, perché di conseguenza è tipo un virus, no? Si trasmette lo stile. Prendi le pillole. Capite? Dai signori, per queste 3 kill così bellissime, un like di supporto importantissimo. No, c'è altra gente. Oddio, meno male. Sai che ti dico, raga? Proviamo un po' il fucilozzo. Adesso, se riusciamo, dobbiamo avvicinarci. No, non qui. Oh, vabbè, l'ho preso. Mamma mia, con quanto. Ma bellissimo. Aia. Non lo vedo, raga, non lo vedo. Ok. Minchia, raga, ma c'è uno con una mitragliatrice, mi sa. Qua è tosta, raga, qua è tosta. Non dovevo prendere le medicine senza che ne avevo proprio bisogno. Non ho granate. Allora, abbiamo poca vita, la vita non si rigenera, quindi... Oddio, ma sono esplosivi? Dimmi di no. Vai, ora. Dobbiamo avanzare piano piano, raga, sennò questo qui ci fredda male. Ce n'è un altro, però. Mamma mia, raga, li abbiamo fatti. Ok. Trasportiamo le munizioni. E questo qui che aveva la vedete il Thompson. Non so come il Thompson. Sì, Thompson si chiama. Perfetto. Mi ricordavo. Raga, la prendiamo la mitragliatrice. Guarda che bello. Questo c'era pure su Warzone, raga, con Vanguard. Era uscita un'arma così che non mi ricordo adesso come si chiamava, ma c'era. Non è come sembra. Ma
Mi scusi. Gli ho pure detto mi scusi, ma è bellissimo. Perdonami, raga. Ho ceduto. Che cazzo stava facendo questo qui? Il clown voleva farsi torturare in strani modi. Ok, siamo arrivati, raga. Qui ci sono delle info, c'è una nota, lettera per Morello, attenzione, caro signor Morello, sappiamo che Morello, raga, è super pericoloso comunque. Ecco alcuni clienti interessanti, se dovessero servire ho i loro dati, diversi consiglieri comunali, del deputato, di altri funzionari dell'ufficio federale, vedete qua tutti politici, ce l'avevano detto questo. Qui abbiamo, non so che cosa ho raccolto. Prendi i soldi e i documenti. Ah, penso che ho preso quello. Perfetto, i documenti e i soldi. Caro signor Coletti, questa è una lettera per Frank. Ma Frank non è quello con Salieri? Con la presente mi scuso per aver saltato il nostro solito appuntamento della scorsa settimana. Affari di famiglia urgenti hanno richiesto la mia attenzione con scarso preavviso e con un certo rammarico che confermo la fine del nostro accordo. In questi anni il signor Salieri è stato un ottimo socio d'affari. Gli sono grato per il supporto e la sua consulenza. Vabbè, praticamente non collaborano più con Salieri e collaborano con Morello. Avete capito? Non hanno più accordi. Piazziamo gli esplosivi. Madò, c'è la polizia. Dannazione. Mamma mia. Gesù. Dai che ce la fai, Tom. Si fa un signore alla croce, bellissimo. Oddio. Però ce l'abbiamo fatta comunque, raga. L'importante è questo. Oddio. No, 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 ma già. Merda, raga, sono morto. Non me l'aspettavo. Ok, però merda, dobbiamo stare attenti, raga. La vita si rigenera fino a un tot. Possiamo subire un colpo, non di più. Perfetto. Mamma mia, raga, non sono mai morto comunque. A parte le piste, non sono mai morto su questo gioco. Vabbè, ora l'ho detto, mo ricordo. Merda. Dove cazzo è? Dove cazzo è? Non li vedo. Non mi dire che sono su questo tetto, se no è un casino. Non sono pronto a dei combattimenti. Mi servono i kit medici. Che bello, raga, ma quanto cazzo è bello. Tra l'altro sta arma è molto precisa. Oh, il kit, godo. Merda, ma sono sul tetto, io non l'ho capito, io non li vedo, non vedo un cazzo. Ah, guarda dov'è. Ma è proprio la polizia. Eri convinto di farcela, ce la farò io. Io non mollo, barcollo, ma non mollo. Cavolo, avete tanta minchia. Dov'è? Non lo vedo. Merda, raga, quello dietro è un problema. Non ci credo, raga, ma che senso ha? Merda. Dobbiamo ritornare indietro, dobbiamo farci questo. Ok, mamma mia, raga, che arma è? Bello, questo qui è preciso, sarà preciso, è tipo un fucile di precisione, tipo... Oh, cos'è, il CAR? Simile? L'M1, un M1 penso. Oh, mamma mia, ma è bellissimo. Penso che li abbiamo fatti con grande stile, aggiungerei. No, due cose. No, dove cazzo si... Oddio. Ah, va, dai, mettiti a riparo. Ok, nei coglioni, raga, meglio di niente. Mamma mia. Ma vai a cagare. Ma quanto è bello, raga, proprio lo shooting di questo. No, ma uno è qua. Buongiorno, buon uomo. L'altro è entrato. Oddio. Mamma mia, raga, a caso ho fatto. Vedo niente, c'è troppa luce. Cioè, vedo un ping, non so dove. Eccolo qua. Figurina, detective. Mamma mia, stiamo prendendo pure i collezionabili, ragazzi. Dobbiamo saltare? Ah no, usa scala, ok. Meno male, già mi stavo buttando in tragedia. Minchia, raga, però guarda il nostro Tom. Che cazzo sta facendo, raga? Da tassista, Da un semplice tassista. Sta affrontando ogni compito. Perfetto, siamo qui. E dai, ce l'abbiamo fatta a scappare. Nessuna risposta dagli uomini sul tetto. Forse l'abbiamo perso. Nessuna risposta perché sono morti, buon uomo. Fuggi attraverso la chiesa. Ma siamo in chiesa dove c'è il funerale, quindi? Non me lo dire. Vabbè, penso di sì, ovviamente. C'è il funerale di quello lì che è morto, che abbiamo ucciso, che era il figlio di un assessore che lavora per Morello. Quindi vedi che panico che abbiamo fatto. A prescindere dai peccati possiamo trovare redenzione nella morte. E William
Era un peccatore, questo è vero. Ma era anche un figlio molto amorevole, un fratello protettivo e un amico fedele. In virtù di tutte queste qualità, preghiamo perché la sua anima trovi la salvezza. E ora chiamo qui uno dei più cari amici di Billy che vorrebbe dire qualche parola. La ringrazio, padre. Io volevo soltanto renderti omaggio. Billy, non te l'ho mai detto, ma per me eri come un fratello. Io ho perso il conto delle volte che mi hai salvato da un pestaggio. Non so davvero come sia. Che stai facendo? Aspetta! È lui! È stato lui a uccidere Billy! Merda, raga! Che cazzo è successo? No! Ma levati dai coglioni! Mamma mia, raga, ma che cazzo sono? In questo gioco, è il mio gioco. Prendi il collezionabile. Mamma mia, li abbiamo fatti tutti? No, ce n'è un altro lì in fondo. Tanto passiamo qui dai cadaveri, raga, così ci prendiamo le munizioni. Uno con la mitragliatrice. Allora, se tu ci vai pesante, permettimi di farlo. Affacciati, buon uomo. Non fare la finta, affacciati seriamente. Qualcuno ha perso la testa. Perfetto, penso debba andare di qui. Interrompo un funerale, non ho rispetto di niente. È sopra o sotto? Oddio. Mamma mia. No, no. Perdonami, buon uomo, posso spiegarlo. Raga, perdonatemi, ma qui bisogna andarci un po' pesante. No, la molotov. Minchia, sono messo male, aspettate. Oh, vaffanculo. Ce n'è uno, ma mi sa che questo qui viene. Viene da me, sta venendo da me. Sì, mi sa che viene questo, raga. Dove cazzo è? Guardala. Oh, e vaffanculo. Non è che abbiamo tutti sti gran colpi, Ok, un po' li abbiamo presi. E ne abbiamo un altro dall'altro lato. Ma non abbiamo colpi per quest'altra arma. Quindi... ma che culo. Ok. Ma guardi, ora di Dio, futtatine. Certo, non penso era voluto farsi sgamare al funerale, È qui. Dobbiamo prenderlo. Ah, uccidi. Credi che tutto questo mi diverta? No. Madò, che culo, raga, pugni. Ma che cosa ti è preso? Uccidere dentro la casa di Dio. Erano tutti criminali, padre. Ladri. Stupratori. Assassini. E Dio era pronto ad accoglierli, se avessero chiesto il perdono. Chi tra questi uomini avrebbe potuto redimersi aiutando i bisognosi? Dai, ma vieni con la ficca, dai. Magari avrebbe salvato anche una sola vita. Nessuno di noi, padre. Ma... tu, bastardo. Se hai qualcosa da confessare, fallo velocemente. Niente più sangue qui, ve ne prego. Chiedo perdono, padre. Potresti considerarla come una punizione divina. Che dici, siamo pari? Certo. Per ora. Mamma mia. Per il disturbo, padre. Non voglio quei soldi insanguinati. Beh, hai accettato i loro. Non c'è molta differenza per come la vedo io. Bravo. Dovrebbero bastare per coprire i fori delle pallottole e per tenere la bocca chiusa. Arriverà la polizia. Digli che il responsabile aveva un accento della costa orientale. Che veniva da fuori città. Capito? Non voglio mentire, Sparagli. ma non dirò niente di niente. Bene. Sarebbe un peccato dover tornare. Mi sembra giusto. Appena sono entrato in chiesa mi hanno riconosciuto e mi hanno rincorso all'esterno. Che fine hanno fatto? La stessa di questo video.
2 colpi in testa, ne sparo altri 7 per sicurezza, raga. Guarda che si parla anche di storie dove dopo la morte si sono risvegliati. Oddio. Merda. E ora come cazzo usciamo? Buon uomo. Puoi darti una sistemata laggiù. Quanti cazzo sono? Buon uomo, non ho tanti colpi. Possiamo cercare altro, certo. Merda, non ho tanti colpi, No! La prima volta che perdo. Ah no, vero, sono morto pure nella missione della macchina. Oh, qua c'era un collezionabile, raga, questo non l'avevo visto. Sali, veloce. Veloce! Mamma mia, meno male che il carro funebre ha un minimo di velocità. Cazzo vuole sto camion? Se ne vada! Merda! No, dai, macchina di merda, dai, veloce, signore, si levi dai coglioni, dai, tanto ormai abbiamo fatto una strage. Il problema è che io non ho più colpi, non so come seminarli. Oddio. Panico. Oddio. Bro, è una parola. Vuoi sparare ai piloti? Oddio, ma qua c'è un posto di blocco. Merda, non ho più colpi. Oddio, mi speronano. No. Via. Se ne vada, fuori dai levati dal cazzo pure con le moto. Oddio. Vai. Di nuovo destra, zigzag. No, c'è il posto di blocco. No, non ci credo. Dai, ma che faccio un vicolo. Abbiamo perso il sospetto a downtown, lo troveremo. C'è un vicolo, raga. Fermi. Ti prego, non girare di qui. Ti prego, polizia, ti prego. Mamma mia, raga, se mi vedono è un casino. Vai. Questa mi vede. Ok. Che culo. Ok, li abbiamo seminati. Grazie al cielo. Mamma mia. Una giornata da dimenticare. Non dirlo a me. Torniamo al bar. Dobbiamo nasconderci. Per come è andata dovremmo nasconderci per settimane. Il prete terrà il becco chiuso, tranquillo. Morello l'ha preso in culo e non c'è prova che tu e Poli abbiate accoppato il figlio di Ghilotti. Il capo sarà contento. Perfetto. L'unica cosa che però non abbiamo fatto secondo i piani, pensateci bene, è Michelle. Michelle l'abbiamo lasciata vivere, l'abbiamo fatta scappare, sempre se scappa però. Se non scappa non lo possiamo sapere. Comunque la missione sembra conclusa, ragazzoli. Adesso io tornerei al locale di Salieri, andiamo quindi nella nostra base e dopodiché vediamo come va e per questo episodio ci salutiamo. C'è la polizia, non facciamoci inseguire che ho la macchina pure mezza sfasciata. Certo, vedono un carro funebre in queste condizioni, inseguivano un carro funebre, ma vabbè, ce l'abbiamo dietro la polizia, raga, non possiamo fare cazzate. Raga, comunque c'è poco da dire sulla città, è proprio... Aia, è proprio bellissima. Vabbè, Dio mio, addomate le frecce quando girate. È proprio bella, raga, la città. Comunque siamo quasi arrivati, raga, dobbiamo girare a destra e poi di nuovo a sinistra. Grazie ancora per l'aiuto che mi hai dato, Sam. Pensavo di essere spacciato. Niente che tu non avresti fatto per me. Lo so, ma essere a tanto così dal tirare le cuoia... Cristo, è da farsela sotto. Non dirlo a me. Cerca di non pensarci. Anzi, se posso darti un consiglio, non pensare a niente. Signori, capitolo completato. Ed è qui che vi invito, mi raccomando, a supportare la serie. Noi per questo episodio ci salutiamo. Vediamo cosa succede nel prossimo episodio. Io vi mando un salutone incredibilissimo e noi ci vediamo nel prossimo episodio con Mafia. Ciao belli.